È bastato meno di un minuto per riaprire un campionato che sembrava già chiuso. A 3 giornate dal termine la salita si è fatta più ripida da scalare. Il tempo degli scherzi è finito e per la Serie D servono 9 punti a partire da oggi. Appassionati di calcio, ben ritrovati sugli schermi di Telerena Sport per la 13ª giornata di ritorno del campionato di eccellenza Girone A. 3 turni al termine del torneo. Il Legnago Salus ospita nel derby veronese l'Ambrosiana. Legnago che attaccherà da sinistra verso destra in base ai vostri teleschermi. Ambrosiana con maglia da trasferta bianca con banda diagonale rosso-nera sul petto. Le formazioni delle squadre: Legnago Salus che scende in campo oggi con Ongarato in porta, Zampieri, Brighenti, Bonocunto, Friggi, Lodi Rizzini, AK di Fuzio, Trinchieri, Pauletto e Gasparato. In panchina agli ordini di mister Maschi troviamo Chizzoni, Carminati, Tebaldi, Gianluca Falsini, Pasquali, Da Silva e Dragovic. L'Ambrosiana scende in campo agli ordini di mister Braulo ed Oliveira, mentre il signor Abuel Cair della sezione di Conegliano Veneto, provincia di Treviso, ha appena dato il calcio d'inizio del match. Dicevamo, l'Ambrosiana scende in campo con Pereira, Jefferson tra i pali, dalle aste Peretti, Bridi, Bertolazzi, Tebaldi, Aldrighetti, Franceschini, Xacas, Pedrozzo e Perinon. In panchina troviamo Modesti, Testi, Opri, Giacopuzzi, Spada, Breoni e Rossignoli. Intanto subito spunto di AK che fa girare la testa a un paio di giocatori dell'Ambrosiana. Noi segniamo comunque il cartellino giallo per dalle aste in attesa di avere magari qualche conferma. Nel frattempo Gasparato ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Dicevamo l'arbitro Abuel Cair di Conegliano, coadiuvato da Ferro di Este e Pertile di Padova, entrambi quindi padovani, gli assistenti del direttore di gara Marocchin Trevigiano, possiamo definirlo così. Andiamo a K, adesso tenta la battuta di sinistro, azione personale, buono, si è incuneato molto bene l'esterno destro offensivo della formazione di Maschi. Vediamo che così abbiamo modo di vedere come l'Ambrosiana si schieri con un 4-3-3. Però l'unica punta effettiva è Xacas. Le due mezze punte sono Perinone e Pedrozzo, un po' più arretrate, pronte a dare una mano anche ai tre là in mezzo. Mentre il Legnago col consueto 4-2-3-1 che adesso rischia ripartenza. Attenzione, la palla per Pedrozzo, rientra col destro, tiro strozzato anche questo, chiede scusa a Perinon che reclamava palla sulla destra. Bonocunto ha perso una palla molto pericolosa. Si accendono gli animi in tribuna e un po' anche in campo per questa decisione, ma concentriamoci sulla battuta di questa punizione. Siamo i 25 metri abbondanti, prova Brighenti di sinistro, sta alternando tutte le soluzioni di tiro il Legnago, ma in nessuno di questi casi è stata superata la barriera, quindi problemi. Intanto Trinchieri, una giocata strepitosa di Trinchieri, e quando non regge c'è il palo a salvarla, quindi il punteggio non si schioda. Ancora Lodi Rizzini va a cercare adesso Di Fuzio, vediamo che Trinchieri chiama palla, non viene servito. Di Fuzio invece dà respiro sulla sinistra, la corsa di Brighenti, ha un po' di spazio per calibrare il cross, eccolo che parte, Trinchieri sul secondo palo, il buco di Pereira Jefferson, questa volta uscita a farfalle del numero 1 in maglia verde. Trinchieri forse non ci ha creduto, forse l'ha vista all'ultimo, sta di fatto che collaborazione con Bridi per tenere a bada lo scatenato numero 9. Gli hanno tolto una tripletta, quindi deve rifarsi anche per la classifica cannonieri, ma cosa ben più importante per cercare di portare i suoi verso la Serie D. Ora Brighenti, numero, ancora l'uscita a vuoto di Pereira, seconda palla interessante di Brighenti, e stavolta c'è la chiusura decisiva di Bridi in calcio d'angolo. Recupera Bonocunto, fase un po' confusa adesso d'attacco, AK in chiusura un difensore, Bridi va a sbagliare il rinvio, ancora Jefferson che non ne tiene una in questi ultimi minuti, chiama il calcio di rigore Trinchieri. Vedere, hanno provato ad imbastire qualcosa là davanti, ora perde palla, attenzione perché non è finito il primo tempo. L'idea di Pauletto per Trinchieri, ha un brutto controllo destro lo stesso di Trinchieri, e ad impegnare Jefferson in due tempi. Ora Perinon, numero di Perinon che dice a Pertile guarda che la palla non era uscita. Questa volta Perinon aveva fatto davvero un gran numero, e se la palla è uscita davvero di 1 millimetro. Buon per il Legnago, perché qua Perinon avrebbe avuto la corsia libera per involarsi verso la porta di Ongarato. Vediamo che fraseggia
corto all'altezza del centrocampo il Legnago. Buono questo scambio tra Trinchieri e Gasparato, l'apertura per AK sulla sinistra, va a chiudere dalle aste, in aiuto anche Aldrighetti. AK il sinistro morbido sul secondo palo, Trinchieri di testa in mezzo, Gasparato! Gasparato! Il gol di Gasparato, 1-0. È partito con relativa calma, forte del gol di vantaggio l'11 di Mister Maschi. Tiene in ogni caso il controllo del gioco. Ora Lodi Rizzini per Gasparato, subito dentro per Trinchieri, attenzione perché ha spazio Trinchieri, Trinchieri sinistro, parata di Pereira, prende una breve rincorsa, 5 in barriera con Di Fuzio in mezzo a dar fastidio, Trinchieri traversa, incredibile, ma il risultato è il calcio d'angolo per il Legnago. Va a battere Pauletto sul secondo palo, attenzione, la palla resta lì, Lodi Rizzini sinistro dentro, Trinchieri ancora, chiama il calcio di rigore. Gasparato però ha già recuperato, Trinchieri, ancora Gasparato, davvero a 1000 all'ora, arriva Falsini come un treno a sinistra, eccolo servito, vediamo se parte il cross, si sistema la palla sul destro, cross buono, in mezzo Pauletto, ancora Trinchieri, sinistro, palla fuori. Attenzione ora Trinchieri entra in campo con la palla, entra in porta con la palla Trinchieri, eccolo il suo balletto, il 2-0, il 19esimo gol. Stavamo segnalando l'aggiornamento che vedeva il Castelnuovo in vantaggio a Monselice, interrotti immediatamente dal buco centrale di Peretti con freddezza, calma olimpica. Trinchieri, tunnel a Pereira Jefferson in uscita, pallone che bacia il palo, la base del palo, si accomoda in rete con Trinchieri pronto lì a ribadire. Errore intanto, attenzione però, Lodi Rizzini, il numero di Xhacas, fugge un uomo, la palla per Pedrozzo, eccolo qui, Pedrozzo! E siamo stati davvero profeti perché parlavamo, chiamando in causa addirittura Ongarato, rinvio molto lungo, AK di testa per un attimo, ancora Opri, erroraccio di Opri, Trinchieri, la palla è semplice per AK, la sua velocità, AK, c'è l'errore e il contropiede con Da Silva. C'è Opri, è da solo in posizione regolare, Trinchieri in mezzo, Da Silva riesce a servirlo, è buona la posizione Trinchieri, vediamo se chiude, l'appoggio a Pasquali, il 3-1 di Pasquali, contropiede magistrale del Legnago, esulta Maschi, che liberazione per il pubblico del Sandrini, per il DS Preto che entra anch'egli in campo. Pereira Jefferson ha servito Pasquali che a quel punto poteva entrare anche in porta col pallone. Porta sguarnita davanti a sé, larga, lunga, splendida. Ed eccolo qua, Buelcair che ha il fischietto in bocca, arriva l'esultanza dei giocatori del Legnago, esplode il Sandrini. Se il punteggio di Monselice è rimasto tale, quindi 1-1, il Legnago ritorna dopo una sola settimana in vetta solitaria al campionato di eccellenza. Il punteggio finale ha visto la vittoria degli uomini di Maschi per 3-1. Bravissimi gli uomini di Maschi. Non era facile, l'Ambrosiana ci aveva creduto fino all'ultimo accorciando il 2-1, il gol di Pedrozzo, ma è arrivata la rete liberatoria di Luca Pasquali all'ultimo minuto dopo la firma iniziale di Gasparato e il 2-0 di Trinchieri a chiudere definitivamente la partita, quindi rinnovando l'appuntamento per le prossime due ultime palpitanti giornate del campionato di eccellenza. Vi ricordiamo nuovamente il punteggio: Legnago 3, Ambrosiana 1. Ai prossimi appuntamenti con il grande calcio di Tele Arena Sport.